David al partì di lì e alle apparassi tallandri di Adulam. I suoi fradis e tutta la sua famiglia avvenirono a Savelu e all'erin io anche lui con loro. Tutti che non avevano nuie, che erano chiamati di debis, che erano malcontenti, si introparono intorno di lui e al diventare loro caporion. Andieri con lui un 400 di loro. Di lì David alle a Mizpe di Moab e disse al re di Moab: «Lascia che mio pari e me mari arrestin con vualtris, finché non savarai ciò che Dio il vorrà destinato per me». E io la sa lì dal re di Moab, e loro arrestarono con lui tutto il tempo che David arrestò platato. Il profeta Gad gli disse a David: «Non sta restai che riparari, partis e vate tiere di Giude». David al partì e arrivato al bosco di Keret. Saul avvenia a sapere che aveva inchiattato David e gli uomini che erano con lui. Saul aliera a Gabae, sentato sotto il tamaris dal ciuc, con la sua lancia in mano, e tutti i suoi graduati erano impilati attorno di lui. Saul urdise agli ufficiali che erano in d'ogni di lui: «Ascoltaimi mo, beniamis, crodeso che il figlio di esse us dedi anche a voi altri stiams e vignai e che us metti sorrestanz di 1000 e sorrestanz di 100, cotra mai si intune quintri di me? Nessun non mi vise quanche mio figlio allà trainis col figlio di esse. Nessun non l'adul di me e non mi vise che mio figlio allà sticciate il mio famei saboran lo quintri di me, come che sta succedendo è». Doeg le domit, caliere d'approve dall'ufficiale di Saul, al chiappala per aule e al disè: «Io ho veduto il figlio di esse che arrivava a Nob in chiesa di Achimelech, figlio di Achitub. Ch'el ha interpellato il Signor per lui, lo ha fornito di spese e gli ha anche consegnato la spada di Golie, il filisteo». Allora Saul al mandà acclamare il pre di Achimelech, figlio di Achitub, e tutta la sua famiglia, i predis di Nob, e tutti si presentarono dinanzi al re. Disse al Saul: «Ascolta mo, figlio di Achitub», e che l'altri rispondè: «Ve chi cosoi, paron?» Saul gli disse: «Perceveso tramat quintri di me, tu e il figlio di esse? Tu gli has dato il pane e una spade, e tu has interpellato Dio per lui, perché si rivolti quintri di me, come che mi succede come». Achimelech rispondè al re: «A cui allora, di tutti i tuoi fameis, si può il metterlo a par con David, il fedele, il ginal del re, il sorrestante di che tengono di voli la tua persona, che l'ha portato tante tocchiase? Hai attaccato come vuoi interpellare Dio per lui, manca res, che re non se chiappi gran ni col suo famei ni con tutta la sua int, perché che il tuo famei non sapeva nulla di queste questioni, ni pic ni poc». Il re rispondè: «Aromai, Achimelech, tu has di morire, tu e tutte le tue famiglie». Il re urde ordine ai cursori che erano in d'ogni di lui: «Venite in denant e copaiti i predis dal Signore, che anche loro gli han dato guardia a David, che sapeva che stiampave e non mi han visato pel». Ma gli svuaitis dal re non volevi mettere gli mans intorno ai predis dal Signore per copaio. Allora il re disse a Doeg: «Tu, passa qui e fas fuori predis». Doeg le domit, alle donne e al copà lui i predis. In che dì al maccià 85 oms che aveva induci l'efod di lin. E Nob, la città dei predis, Saul le passava fil di spade, oms, feminis e duci frutus, anche che di tette, bus, mus e pioris. Al rivasti un pa domo un figlio di Achimelech, figlio di Achitub. Aveva nome Ebiatar e si portà a salvamento da prov di David. Ebiatar raccontà a David che Saul aveva assassinato i predis dal Signore. E David gli disse: «O sapevi anche mo che di che Doeg le domit aliere aventi e calvares visati il sigur Saul? O so io responsabile de vite di tutta la tua int? Resta con me e non stava nessuno pore di sorte. Che il calcirerà di fami fur me, alcirerà di fatti fur anche te, perché tu
tu se so di une buine vuaite.